Io vedo celerità, vedo voglia di fare, del resto c'è un impegno con i cittadini da parte delle forze politiche che ci governano. Penso e immagino che si possa entro fine anno chiudere la partita dell'intesa, perché la Costituzione prevede che ci sia la firma dell'intesa tra il governo e la regione, e noi siamo qui. Motore acceso, negoziato al via, autonomia all'orizzonte. Ministero per gli Affari Regionali, Roma, ore 16, al tavolo le delegazioni trattanti. Il governatore del Veneto Luca Zaia con il suo pool di esperti da una parte, il ministro veneto Erika Stefani dall'altra. È una giornata fondamentale perché oggi abbiamo presentato ovviamente la legge delega per la sottoscrizione poi di quello che sarà l'intesa. Intesa per noi vuol dire applicazione dei dettami della Costituzione che prevede la firma di un'intesa tra governo e regione e quindi l'ottenimento per la regione del Veneto, qualora si firmasse, delle 23 materie e delle rispettive risorse. Stiamo facendo sul serio, ribadisce Zaia, abbiamo il mandato di oltre 2 milioni di veneti che hanno votato un referendum. Adesso i tempi. Adesso il Ministro si è preso del tempo, immagino che basterà una settimana, 10 giorni per valutare le diverse proposte. C'è una proposta Calderoli e c'è questa proposta, non so se ce ne siano altre. A noi va bene, l'importante è che ci dicano quali sono i tempi, quali saranno i tempi e che ovviamente sia garantito che siano risorse e le 23 materie come previsto dalla Costituzione. Si chiude entro fine anno, dice ottimista Zaia, intanto la corsa del bolide è partita, aprendo scenari nuovi. Si ridisegna l'ossatura di un paese, perché se tutte le regioni avessero, come c'è scritto in Costituzione, l'autonomia prevista dalla Costituzione, il nostro paese diventerebbe di fatto uno Stato federale.